Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nel Vangelo della liturgia odierna, un uomo rivolge a Gesù questa richiesta: Maestro, di a mio fratello che divida con me l'eredità. È una situazione molto comune. Problemi simili sono ancora all'ordine del giorno. Quanti fratelli e sorelle, quanti membri della stessa famiglia purtroppo litigano e magari non si parlano più a causa dell'eredità. Gesù, rispondendo a quell'uomo, non entra in particolari, ma va alla radice delle divisioni causate dal possesso delle cose e dice chiaramente: tenetevi lontani da ogni cupidigia. Tenetevi lontani da ogni cupidigia. Che cos'è la cupidigia? È l'avidità sfrenata di beni, il volere sempre arricchirsi. È una malattia che distrugge le persone, perché la fame di possesso crea dipendenza. Soprattutto chi ha tanto non si accontenta mai, vuole sempre di più e solo per sé, ma così non è più libero, è attaccato e schiavo di ciò che paradossalmente doveva servirgli per vivere libero e sereno. Anziché servirsi del denaro, diventa servo del denaro. Ma la cupidigia è una malattia pericolosa anche per la società. A causa sua siamo arrivati oggi ad altri paradossi, a una ingiustizia come mai prima nella storia, dove pochi hanno tanto e tanti hanno poco o niente. Pensiamo anche alle guerre e ai conflitti. Quasi sempre centrano la brama di risorse e di ricchezze. E quanti interessi ci sono dietro una guerra? Di sicuro uno di questi è il commercio delle armi. Questo commercio è uno scandalo a cui non dobbiamo e non possiamo rassegnarci. Gesù oggi ci insegna che al cuore di tutto questo non ci sono solo alcuni potenti o certi sistemi economici. Al centro c'è la cupidigia che è nel cuore di ciascuno. E allora proviamo a chiederci: come va il mio distacco dai beni, dalle ricchezze? Mi lamento per ciò che mi manca o so accontentarmi di quello che ho? Sono tentato in nome dei soldi e dell'opportunità di sacrificare le relazioni, sacrificare il tempo per gli altri? E ancora mi capita di sacrificare sull'altare della cupidigia la legalità e l'onestà? Ho detto altare della cupidigia. Ma perché ho detto altare? Perché i beni materiali, i soldi, le ricchezze possono diventare un culto, una vera e propria idolatria. Perciò Gesù ci mette in guardia con parole forti, dice che non si possono servire due padroni. E stiamo attenti, non dice Dio e il diavolo, no, oppure il bene e il male, no, dice ma Dio e le ricchezze. Quando uno aspetta che dicesse non si può servire due padroni, Dio e il diavolo, no, Dio e le ricchezze. Servirsi delle ricchezze sì, servire la ricchezza no, è idolatria e offendere Dio. Allora potremmo pensare: non si può desiderare di essere ricchi? Certo che si può, anzi è giusto desiderarlo. È vero diventare ricchi, ma ricchi secondo Dio. Dio è il più ricco di tutti, è ricco di compassione, di misericordia. La sua ricchezza non impoverisce nessuno, non crea litigi e divisioni. È una ricchezza che ama dare, distribuire, condividere. Fratelli e sorelle, accumulare beni materiali non basta a vivere bene, perché dice ancora Gesù:
La vita non dipende da ciò che si possiede, dipende invece dalle buone relazioni con Dio, con gli altri, anche con chi ha di meno. Dunque ci chiediamo, io come voglio arricchirmi? Voglio arricchirmi secondo Dio o secondo la mia cupidigia? E tornando al tema dell'eredità, quale eredità voglio lasciare? Soldi in banca, cose materiali o gente contenta attorno a me, opere di bene che non si dimenticano, persone che ho aiutato a crescere e maturare? La Madonna ci aiuti a capire quali sono i veri beni della vita, quelli che restano per sempre.